Buonasera, siamo di nuovo collegati dalla palestra di Feriole di Selvazzano Dentro, dalla palestra comunale. Il pullman con 34 migranti a bordo sta proprio per lasciare il parcheggio. Sono arrivati verso le 18, sono scesi 34 uomini di varie età, non solo giovani, anche abbiamo visto qualche cinquantenne. Si tratta di persone che sono arrivate da Agrigento, da dove sono partite ieri sera verso le 20, dopo aver fatto tappa intorno alle 5 a Marghera per una prima identificazione. Sono state accompagnate qui. Qui saranno seguiti dagli operatori della Croce Rossa che erano già qui al nostro arrivo. È già pronto il pasto per la sera, e poi dagli operatori della cooperativa Nuovi Orizzonti. Una sistemazione provvisoria all'interno di questa palestra comunale che dovrebbe durare al massimo 3 settimane. Non solo persone contrarie al loro arrivo, ma anche alcuni cittadini che hanno apposto uno striscione con il benvenuto scritto in varie lingue. Ecco, con questa seconda giornata d'arrivo dovrebbe essere completata la prima fase degli arrivi a Padova. Ricordiamo, in totale erano previsti circa un'ottantina di persone. Nella palestra della scuola media di Falconetto a Padova ne sono rimasti solo 19, qui per il momento sono 34. Ecco, io ringrazio per la collaborazione tecnica Francesco Rattai, e da Feriole di Selvazzano Dentro restituisco la linea allo studio.